E siamo arrivati a Villa di Cordignano, siamo in una bellissima festa con i nostri amici. Assessore, ci troviamo qui in questa festa, mi presenti un po' i nostri amici? Abbiamo il presidente della Pro Belvedere, Tavian, abbiamo il Giudice Reboli del comitato Mostre e abbiamo il sindaco Campagna di Cordignano. Bene, allora parliamo subito dell'obiettivo delle 15 mostre del vino. L'obiettivo è quello di promuovere chiaramente il territorio in un unicum, volendo andare oltre il locale e presentarci a un pubblico più vasto per portare a conoscere direttamente i consumatori del Prosecco del prodotto là dove si produce, quindi questo è l'obiettivo, farsi conoscere dal vasto pubblico e far attirare il turismo in zona, perché oltre al Prosecco, come detto più volte, abbiamo bellezze naturali, architettoniche, eventi collaterali presenti in provincia di Treviso che possono fare da volano a quello che è il turismo della zona. Naturalmente siamo in casa e quindi con il presidente della Pro Belvedere, Walter Tavian, chiediamo la 44esima mostra dei vini di annata. Parliamo proprio di questi vini di annata. Sì, la mostra è datata, è nata nel celebrare la vendemmia e perciò nella sua prima veste si chiamava Sagra dei Brent e si sviluppava alla seconda domenica di ottobre. Poi via via, essendo la zona con particolare vocazione vitivinicola, si è trasformata in mostra dei vini d'annata e da lì ovviamente poi l'incontro con la comunità montana che ha ritenuto fare sinergia dando un orientamento alle varie mostre che si collocavano nel territorio pedemontano. E da qui poi lo sviluppo Primavera del Prosecco e oggi abbiamo la provincia che evidentemente fa la sua parte alla quale noi siamo grati. E sul vino, parliamo di vino ma parliamo anche di cultura. Qui abbiamo un libro che si intitola I Santi in Cantina. Di che cosa parla? Questo è un bellissimo libro fatto dal professor Carmelo Patti che parla un po' di aneddoti riguardanti il vino, proprio di Santi in Cantina. È una volontà avuta dalla Primavera del Prosecco Doc di aggiungere cultura al buon bere, perché è sempre importante fare sinergia, sì, ma fare anche cultura del buon bere e non solo bere e basta. E dove si può trovare questo libro? Questo si può trovare in tutte le mostre della Primavera del Prosecco Doc. Abbiamo aderito con piacere alla proposta del professor Carmelo Patti, anche perché l'introito di questo libro è dato tutto in beneficenza, di conseguenza abbiamo voluto dare una mano al professore per vendere questo bellissimo libro. E naturalmente siamo in casa, io mi sposto, vi do un attimo le spalle perché mi avvicino al sindaco, naturalmente il padrone di casa, Roberto Campagna. Che cosa ci può dire di questa manifestazione a livello turistico in questo piccolo paese che però offre moltissimo? Infatti è proprio questo, è un momento importantissimo per il mio comune di promozione turistica, ci dà la possibilità di promuovere quali sono le nostre specificità, le nostre eccellenze, come ad esempio il vino sicuramente è una di queste, non solo Prosecco ma anche una qualità di vini rossi sicuramente eccellente e all'altezza. E chi ha la fortuna di venire a visitare questa mostra e altre iniziative simili può anche ammirare il bellissimo paesaggio che le nostre colline possono offrire. Voi avete anche un castello. Abbiamo anche un castello, sempre qua a Villa di Villa, antico, che quindi anche questo si può unire storia, cultura e enogastronomia. E visto che le giornate si stanno allungando, naturalmente invitiamo i nostri amici a casa a venirci naturalmente qui a trovare e vi lasciamo però con due parole che vi voglio leggere proprio da questo libro, proprio perché siamo in periodo di Pasqua e parliamo di vino. Allora, chi ben beve ben dorme, chi ben dorme mal non pensa, chi mal non pensa mal non fa, chi mal non fa in paradiso va. Ora ben beve che paradiso avrè, ed è un po' trevigiano, io non sono trevigiana, quindi molto bene. Allora amici, noi vi lasciamo qui, adesso andremo in campagna e linea allo studio.